Straordinario fenomeno accade nella tomba di Santa Teresa di Lisieux. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Santa Teresa di Lisieux, la quale è stata una carmelitana che ha vissuto in realtà poco tempo, solo 24 anni, originaria della Francia e vissuta tra il 1873 e il 1897, la famosa Santa Teresina di Gesù Bambino del Volto Santo. È stata anche nominata dottore della Chiesa e patrona delle missioni, benché non sia mai stata fisicamente in grado di viaggiare, anche perché fu colpita da tubercolosi che la condusse ad una morte prematura. Santa Teresa di Lisieux ha esortato quando era in vita a fare il più esercizio della compiere il più esercizio della novena delle rose, quindi recitare una particolare novena per 9 giorni e chiaramente con l'intento di chiedere una determinata grazia, e poi al 9° giorno e durante tutta la novena, qualora la grazia fosse stata accordata, la persona interessata avrebbe ricevuto, si sarebbe imbattuta in una rosa in qualunque modo, diciamo anche magari sfogliando un libro o una rivista, o insomma in qualche modo, anche facendo una passeggiata per esempio, e questo sarebbe stato il segno che, o l'avrebbe magari ricevuta in regalo, e questo sarebbe stato il segno che la richiesta di grazia era stata esaudita. Io ho fatto diverse volte questa novena e la continuo a fare. Devo dire che Santa Teresina non ha mai deluso le mie aspettative. Ebbene, voglio raccontarvi uno straordinario fenomeno che è accaduto nel 1925 nella tomba di Santa Teresina. La tomba è da sempre a Lisieux, in Francia, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, e sono avvenuti straordinari fenomeni di guarigioni e che insomma hanno lasciato veramente tutti a bocca aperta, e episodi che continuano ad accadere. E ecco, che cosa è accaduto nel 1925? È accaduto che la tomba è stata aperta e la salma di Santa Teresa di Lisieux è stata riesumata. Il corpo è intatto e perfettamente incorrotto, e la tomba, all'interno della tomba il corpo è cosparso di petali di rosa, e su uno di questi petali è stata trovata raffigurata l'immagine di nostro Signore Gesù Cristo, al quale insomma Santa Teresina è sempre stata molto devota nel corso della sua vita, e ha sempre detto che lei avrebbe implorato le grazie per l'umanità a Gesù e a Maria, e lei quindi sarebbe stata una semplice mediatrice di queste grazie. Quindi un fenomeno sicuramente straordinario, come sono straordinari tutti i miracoli che avvengono in continuazione davanti alla tomba di questa straordinaria santa, che colpisce per la semplicità e la profondità della sua fede e delle sue straordinarie riflessioni. E tra l'altro veniva da una famiglia molto cattolica, molto religiosa. Anche i suoi genitori sono stati proclamati santi. Quindi ecco, affidiamoci a questa santa e alle promesse che lei ha fatto di strappare a Gesù e a Maria tante grazie per il nostro bene fisico e spirituale, e insomma preghiamola tanto perché questo segno che si è materializzato sulla sua tomba possa essere di buon auspicio per ricevere, attraverso l'intercessione di questa santa, veramente una marea, fiumi e petali di grazie. Vi ringrazio per avermi seguito e vi mando tante benedizioni anche da parte
di Santa Teresina. Spero ve ne giungano tante. A presto, amici cari.